Queste unità qui non stavano ottenendo il reintegro. Vediamo un po'. 6 turni, una rivolta. Wow. Ragazzi, non riesco a capire questo fatto. Perché le truppe, io mi ricordo in Rome Total War, se erano in una nostra regione, venivano appunto aiutate e si riusciva a reintegrarle, mentre qui continuano ad essere logorate. Stanno dicendo che non sei più in grado di sostenerle. Ma io non riesco a capire. Forse per il cibo, è un problema di cibo sicuramente. Guardate quanto consumano però gli edifici per quanto riguarda il cibo, davvero parecchio. Forse tutte queste città che abbiamo migliorato così da un momento all'altro ci hanno rovinato. Tutti questi palazzi di giustizia. Ecco, consumo di cibo 20. Wow. Wow, veramente abbiamo speso più di quanto potevamo produrre. Abbiamo un palazzo di giustizia da questa parte, un altro palazzo di giustizia qui nel nord. Ecco, magari io farei una cosa. Ecco, questo palazzo di giustizia. Wow, guardate quanto cibo che consumano. Sì, converti magari in qualcosa. Sì, ragazzi, dobbiamo stare attenti a questa. Perché io, senza rendermene conto, ho migliorato così, ma il cibo davvero è andato giù, che è una bellezza. Quindi attenzione. Non possiamo andare avanti finché non miglioriamo questa situazione. Purtroppo è il cane che si morde la coda, perché se distruggiamo quel palazzo di giustizia l'ordine pubblico andrà a decrescere, ci sarà lo stesso una rivolta da quelle parti. Quindi attenzione, c'è da pensare molto bene. Adesso vediamo, dai. Vediamo se con la fattoria adesso riusciamo. No. Con le nuove fattorie vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Ecco, 22 di cibo, perfetto. Vediamo cosa è successo. I sabili sono stati distrutti, il logoramento per le nostre unità. Ok, vediamo di risolvere adesso. Allora, vediamo, abbiamo costruito, ragazzi, ecco, vediamo un po' una fattoria di grano. Abbiamo demolito il nostro altare e abbiamo finalmente demolito anche il centro delle reclute. Perfetto. Allora, vediamo un pochettino. Vediamo di convertire. Allora, abbiamo qua il nostro braciere sacro. Vediamo di smantellarlo definitivamente. Per adesso vediamo di evitare di consumare cibo. Campamento della milizia. Vediamo in questo territorio cosa possiamo fare di bello. Ecco, una nuova fattoria di grano la possiamo mettere. Vediamo un po'. Abbiamo 8000 qui a Badesir. Purtroppo non è tanto fertile, però ci accontentiamo. Qui stiamo finendo dei campi di grano. Qua una nuova fattoria. Qui la città la evitiamo per adesso. Da queste parti lasciamo tutto com'è. Ecco, la situazione cibo, ragazzi, finalmente è terminata. Ecco, stiamo cominciando a reintegrare le unità. Ragazzi, ho capito tutto. Bene, il cibo era l'unica cosa che ci stava bloccando. Adesso che abbiamo un po' di soldi, vediamo di armare i nostri uomini come si deve. Potenziamo i nostri uomini come si deve, anche i cavalieri. Gli diamo corazze e scudi che siano ovviamente al top. Vediamo di potenziare anche questi. Lanciarci nell'ambito della ricerca. Ecco, no, vediamo un po'. Allevamento di cammelli. Questo cos'è? L'agricoltura è la linfa vitale per un popolo. Più c'è agricoltura, più c'è vita. Ricchezza derivanti dagli edifici e dalle attività produttive. Potrebbe essere molto interessante andare nel secondo capitolo della ricerca civile. Bene. Ad Arbela vediamo un po'. Caserma degli Azdan. Per adesso. Ecco, c'è un nuovo terreno non sviluppato a Mesan. Vediamo un po' cosa possiamo mettere. Attività produttive locali. 30 dall'agricoltura per il livello di fertilità locale. Zone comuni. Ordine pubblico non ce n'è bisogno. Pozzo. No, servizi sanitari neanche. Attività produttive potrebbe essere utile per incrementare. Però io vorrei mettere dei campi per cercare di reclutare più uomini. Ecco, vediamo un po'. Potrei aggiungere addirittura dei nuovi combattenti, ma basta così per adesso. Susa. Ok. Bene. Bene. Qui cosa c'è? Campo di addestramento. Ecco. Bene, ragazzi, scusate un attimo per l'interruzione. Ho appena ordinato di far costruire ovviamente un produttore di mattoni rossi migliorato. Avremo sicuramente più ricchezza derivante dal commercio. Intanto possiamo vedere un pochettino l'integrità di questa unità qui. Ho sbagliato.
Vabbè, siamo andati avanti di un turno. Adesso vedremo un po' quello che si può fare. Allora, mi dispiace ancora di non combattere di non aver combattuto alcuna battaglia bella, ma sono capitate appunto delle battaglie davvero pessime. Cioè io vorrei combattere delle battaglie vere e proprie. Adesso avremo l'opportunità. Tranquilli ragazzi, lo so che vi state appunto un po' annoiando dando un'occhiata al mondo, diciamo, della mappa di campagna. E lo so, però è importante organizzare tutto prima di entrare in guerra. Cioè, avevamo dei problemi di cibo, dovevamo risolverli in questi 3-4 turni. Io dovevo appunto ragionare ed elaborare una strategia affinché potessimo eliminare tutte queste problematiche che ci stavano ostacolando. Potete vedere che appunto le nostre unità stavano disertando e non riuscivo a capire il motivo, mentre adesso le stiamo rinfocillando. E credo che in 3 turni saremo pronti appunto per attaccare il ponto. Eccolo qui. Ovviamente dobbiamo reclutare anche nuovi uomini, per esempio dei nuovi guerrieri. Eccoli qua, perfetto, sarà la colonna portante del nostro esercito. Abbiamo ottimi cavalieri, ottimi arcieri anche. Perfetto, 5, perfetto. Altri lancieri armeni per avere un po' di lance. Questo esercito sarà il prossimo che andrà a combattere. Questo esercito lo spostiamo a Nisbis, bene. 213 di cibo, olè, anche per un po', per qualche evento che è appunto avvenuto. E allora, vediamo un po'. Qui andiamo a migliorare queste unità per cercare di migliorare. Eccoci qua. Vediamo un po', fatemi pensare ragazzi. Allora, qui abbiamo 8 punti in più, quindi vediamo un po'. Se io spostassi questo qui, oh, vediamo un po'. Se io, perfetto. Perfetto, quindi così l'ordine pubblico andrà a crescere. C'è stato appunto un evento che ha migliorato l'ottenimento di cibo, la produzione di cibo. Tanto qui vediamo cosa possiamo fare. Non abbiamo abbastanza soldi per realizzare quello che volevamo. Accesti fonte, officine, campo di addestramento, impianto idrico, no? Deposito per le scorte, piattaforma di sepoltura, braciere, piazza. La piazza potrebbe essere utile. Va bene. Va bene. Va bene. Qui nuove zone agricole. Allora ragazzi, teniamoci pronti al nostro prossimo attacco. Abbiamo 3 eserciti. Il prossimo in 3 turni sarà ultimato. In 3 turni i nostri uomini guadagneranno tutto quello che hanno bisogno. E partiremo su 3 direttive. La prima... va bene. La prima andrà dritta verso Kotais, insieme a una seconda conquisteranno la città, e l'altra verso Trapezus. Spero in bene. Vediamo un po'. Comunque Farming Simulator arriverà anche tra qualche giorno ragazzi, tranquilli, non vi preoccupate. Tanto mi sta finendo la voce. È un problema questo, perché io giocherei anche 2-3 ore, però non posso stare a parlare 2 ore, altrimenti la voce se ne va. Ogni tanto faccio qualche pausina, se no davvero. Bene. Allora, sovrappopolazione addirittura. Pronta a investire per un nuovo sviluppo. Benissimo. Stiamo davvero vivendo un grande periodo di crescita. Terreno non sviluppato. Vediamo un po'. Impianto idrico, no. Deposito per le scorte, no. Recinto per la cavalleria, no. Piazza, no. Officine. Vediamo un po'. No, mettiamo... non lo so. Invece vediamo qua sotto. Dov'è? Ecco, qui vediamo di aggiungere una nuova fattoria di grano. Bene. Perfetto, stiamo ultimando tutto quello che ci serviva. A Mesan abbiamo dei campi, ottimo. Vediamo di aggiungere adesso, eccoci qui, derivanti dall'allevamento per il gregge di pecore. Vediamo un po' là dov'è il nostro... ecco qua, ecco, abbiamo appunto un gregge di pecore, 30 di cibo, 70 di cibo per i cammelli, 30 di cibo. Sì, facciamo un allevamento di cavalli. Perfetto. E da questa parte una piazza, come appunto avevamo deciso. Allora ragazzi, vediamo un po'. Qui abbiamo questo esercito che credo che è ormai al massimo delle sue possibilità. Vediamo di
spostarlo in avanti. Bene. Piano piano. Vediamo di avanzare. Nisbis la lasciamo scoperta, tanto ormai non ha più problemi. Questo esercito credo che sia ormai anche al massimo delle sue possibilità. Vediamo di potenziare questi uomini. Benissimo. Tra 3 turni qui termineremo appunto i problemi a livello di ordine pubblico. Vediamo qua, 2 turni. Bene, allora ragazzi io vado un attimino avanti, così vi lascio da parte le questioni barbose e ci becchiamo al momento della guerra. Erano pronti per la guerra. Il mondo era piombato nell'oscurità. La terra diventò un posto più freddo e il vento portò racconti di morte. Ed ecco un cavallo nero e colui che in sella aveva un paio di bilance nelle mani. Attila era nato. Tutti si inginocchiarono davanti a lui perché sapevano che avrebbe divorato la terra e incendiato le fondamenta delle montagne. Attila nacque dall'oscurità e dalla disperazione. Bene ragazzi, avete visto la nascita del nostro caro Attila e probabilmente arriverà in occidente molto rapidamente, quindi dobbiamo stare molto attenti. Intanto i 3 eserciti sono quasi pronti, qui mancano più o meno 240 uomini, quindi attenzione. Siamo pronti all'invasione dei territori nemici. Se non sbaglio possiamo anche con questi 7000 ultimare qualcosa. Possiamo vedere di migliorare l'accampamento dei boscaioli. Bene. E ovviamente potremmo per adesso aspettare. Allora, vediamo di avanzare con i nostri eserciti. Un esercito lo mandiamo da questa parte. Un esercito, eccoci qua. Vediamo se lasciamo la terra quello che succede. Ecco, siamo sempre a posto, coperti. Proprio al confine. Vediamo ragazzi. Salviamo la partita. Bene. Io direi ragazzi di lanciarci immediatamente in un attacco. Per esempio vediamo di andare nella nostra sezione diplomazia. Potremmo dichiarare guerra al Ponto, visto che è in guerra anche con i Magiari e sono per adesso alleati con gli Alani, ma non dovrebbero crearci problemi. Quindi potremmo immediatamente dichiarare guerra a questo, al Ponto. Perfetto. Usa questa opzione per dichiarare guerra a un'altra. Bene, non c'è bisogno di chiedere aiuto ai nostri... Anzi, forse ad Arran sì. Quindi, meglio chiedere aiuto. Bene. Perfetto. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare ragazzi. Vediamo di avanzare in territorio nemico. Eccoci qua. Potete vedere che hanno diversi eserciti che potrebbero darci molto fastidio. Quindi attenzione. Nessuna gente ancora possiamo reclutare. Con questa unità potremmo dare una mano alla nostra nel caso ci fosse un attacco. Con questa avanzeremo adesso a breve. Vediamo se possiamo reclutare un agente. Allora, bazar. Dobbiamo creare un bazar da qualche parte, eh? Vediamo un po'. Bazar probabilmente verrà dopo la piazza, se non sbaglio. Vediamo un po' il bazar. Allora, bazar viene dalla piazza, perfetto. Quindi attendiamo la piazza tra un turno, recluteremo la spia e ci daremo da fare.
Bene, allora ragazzi, vediamo un pochettino di attendere il prossimo turno. Tanto abbiamo un nuovo personaggio che ha guadagnato qualcosa. Vediamo di offrire movimento nella nostra campagna. E ovviamente morale in più. No, costi di costruzione inferiori. Bene. Da questa parte movimento. Bene. Allora ragazzi, io adesso vedrò di salvare la partita e continuare nei prossimi gameplay. Sicuramente vedrete delle ottime battaglie tra questa nuova popolazione e il nostro esercito e i nostri eserciti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti.